I primi incontri risalgono al gennaio scorso, quando sindacati e amministrazioni comunali trevigiane hanno iniziato a confrontarsi sul da farsi per affrontare una fase in cui i tagli dei trasferimenti statali, insieme ai rigidi vincoli imposti dal patto di stabilità, hanno costretto i comuni a ridurre i servizi erogati ai cittadini e in particolare alle fasce più deboli della popolazione. Il risultato è stata l'elaborazione congiunta di una serie di misure studiate per contenere i costi della macchina amministrativa e migliorare l'efficienza dei servizi erogati ai cittadini. Ma la priorità resta la modifica del patto di stabilità, escludendone gli investimenti necessari a mettere in sicurezza gli edifici pubblici e il territorio. È necessaria una battaglia forte per non perdere di vista quelli che sono i problemi fondamentali di un comune, che sono sì certo le asfaltature delle strade, i lampioni, ma è molto più importante e sono molto più importanti i servizi da dare ai cittadini in termini di sociosanitario, ma in termini anche di povertà che oggi ci sono nei nostri comuni. Dai sindacati trevigiani viene inoltre la richiesta ai comuni della Marca di un maggiore impegno nella lotta all'evasione fiscale e di un'applicazione più equa dell'ISEE per la determinazione dei servizi comunali e delle tariffe applicate. Abbiamo inteso agire molto per una maggiore diffusione dell'ISEE nei servizi, in tutti i servizi, e in futuro ragionare anche di un'applicazione dell'IRPEF addizionale in forma progressiva. Noi viviamo un'epoca in cui i ceti più bassi sono quelli più tartassati, il ceto medio e i ceti popolari. Rispondere a questi ceti con interventi diretti da chi è vicino a loro credo che sia la cosa principale. Sul fronte caldo dell'IMU, i sindacati concordano sulla necessità di rimodulare verso il basso le aliquote sulla prima casa.